Inizia tutto dall'argilla, la terra. Infatti Naso fin dai tempi più antichi, parliamo del periodo della dominazione greca, ci sono fornaci che sono state trovate nel territorio di Naso e di Capo d'Orlando, fornaci molto antiche. Intorno all'anno 1000 si è stabilita una comunità semita che ha portato essendo che ha trovato a Naso una buona argilla. Naso e tutto il territorio di Naso ha un'ottima argilla. In particolare questi luoghi qua dove ci troviamo proprio noi adesso, che è Colliri. Amici di Bella Sicilia, vi faccio vedere alcuni dei miei lavori in ceramica. Questo è un mio piccolo museo che raccoglie la storia della ceramica siciliana e nasitana. Questi qua in particolare sono riproduzioni dell'antica arte di Girolamo Lazzaro, un mio concittadino nasitano della fine del Cinquecento, che ha fatto la storia della ceramica siciliana tutta quanta, con questi meravigliosi lavori. Noi abbiamo qua per esempio questo vaso che è un vaso cosiddetto a boccia o a bombola, con delle decorazioni tipiche rinascimentali. Si ispiravano molto alla ceramica rinascimentale di Faenza, del centro Italia, però con particolari che erano proprio tipici qua del Mediterraneo, tipo la treccia o la foglia d'acanto. Questi qua, molto particolare era il tipo di decorazione a trofei. La decorazione a trofei è proprio questa qua, in cui c'erano dei grotteschi, delle armature, degli strumenti musicali, delle torri, a differenza che poi venivano intervallate invece con la foglia d'acanto, con motivi geometrici, con la foglia d'acanto stilizzata. Per esempio qua è tutto qua. Si vede perfettamente un intero vaso decorato a questi cosiddetti trofei, cartigli, scudi, mentre questa qua per esempio, questo è un elemento che è molto presente nei vasi del Rinascimento, che è una foglia d'acanto stilizzata sempre con questi elementi di motivi geometrici. Prendiamone una in mano, abbiamo visto i dettagli, ma da cosa si inizia? Quali materiali vengono utilizzati per partire? Inizia tutto dall'argilla, la terra. Infatti Naso fin dai tempi più antichi, parliamo del periodo della dominazione greca, ci sono fornaci che sono state trovate nel territorio di Naso e di Capo d'Orlando, fornaci molto antiche. Intorno all'anno 1000 si è stabilita una comunità semita che ha portato essendo che ha trovato a Naso una buona argilla. Naso e tutto il territorio di Naso ha un'ottima argilla. In particolare questi luoghi qua dove ci troviamo proprio noi adesso, che è Colliri. Colliri era tutta piena di torrenti e di buona argilla. Praticamente il torrente serviva a drenare e purificare l'argilla, che poi serviva per lavorare, per fare al tornio. Si foggiava il vaso con le diverse forme. Poi naturalmente si doveva asciugare, e dopo una lunga asciugatura al sole si inforna. Ormai abbiamo i forni elettrici o a gas. Ai tempi si accendeva il fuoco 3 giorni prima per arrivare a temperature, perché si deve arrivare a temperature di oltre 900 gradi. Con la legna ci volevano giorni per arrivare a quelle temperature. Ora in 8 ore si arriva tranquillamente. E dopo la cottura si ha la terracotta. Questi sono tutti oggetti in biscotto, prima della smaltatura. Dopo che c'è l'oggetto in biscotto, avviene la smaltatura. In genere per immersione c'è un grosso contenitore, con delle pinze si immerge dentro il contenitore con lo smalto, e avviene ne esce tutto bianco, naturalmente, lo smalto, no? Praticamente questo qua è smalto senza decorato. Dopodiché avviene la decorazione con i colori a gran fuoco. A gran fuoco perché sono colori che resistono a quelle temperature, perché poi viene ricotto di nuovo, l'oggetto viene ricotto nuovamente a temperature che di nuovo superano i 900 gradi.
praticamente che succede? Che lo smalto, che è una sostanza molto sabbiosa, farinosa, si impregna del colore e durante la cottura, verso gli 800 gradi, lo smalto fonde, praticamente ingloba il colore che viene applicato, e quando poi arriva a temperature sopra i 900 gradi cristallizza. Cristallizza che significa? Che diventa lucido. Infatti tanti mi chiedono: ma cosa gli passa un trasparente sopra? No, la ceramica diventa lucida grazie alla cristallizzazione, cioè al processo chimico che avviene con l'alta temperatura. Però ci vogliono appunto questo tipo di materiali. Vediamo che in questi oggetti troviamo tante decorazioni classiche, poi troviamo tanti santi, immagini di santi. Sì, infatti, questo qua, se non ricordo male, è San Bernardo. I santi venivano richiesti molto nel Rinascimento, perché la committenza era per lo più, anzi esclusivamente, erano nobili e richiedevano questi vasi per conservare le erbe mediche, le erbe officinali o le erbe aromatiche. I santi venivano richiesti appunto dalla committenza, potevano essere o il nome del committente o il santo a cui erano devoti, e quindi l'artista appunto raffigurava proprio il santo che veniva richiesto. Per esempio questo qua particolare, che è molto, molto riconosciuto dalla critica, Sant'Agata. Questo è un vaso molto bello perché invece dei trofei ha questo tipo di decorazione a quartieri. Questa viene chiamata a quartieri perché è tipo a scacchiera, no? Con la foglia d'accanto. E poi l'immagine del santo è Sant'Agata, che è riconoscibilissima dalla palma e dalla tenaglia che tiene il seno, che è il martirio appunto di Sant'Agata. E poi, che dire, altri tipi di decorazione. Poi nel tempo naturalmente si sono evolute, l'alberello ha preso forme differenti, no? Qua infatti si vede è diverso quello da questi qua. Questi qua sono quelli proprio originali, quelli là. Questa forma qua è quella che secondo me è anche quella la più bella, perché questa è snello, dà questa sensazione proprio che si slancia. Ma com'è nata questa passione? La passione è nata che dopo che a 18 anni i miei si sono trasferiti qua, sono tornati nel loro paese d'origine. Io sono tornato da Torino, eravamo a Torino, sono cresciuto con l'arte perché fin da piccolo mia madre mi aveva mandato in una scuola privata di pittura a 5 anni, si può dire. E poi ho fatto il liceo artistico, poi quando hanno deciso di trasferirsi molto volentieri sono tornato pure io qua, però ancora la ceramica non la conoscevo. Poi dopo qualche anno ho cominciato a conoscere, a sapere di questa antica tradizione appunto di produzione di ceramica nasitana e di questo grande artista, di questo grande ceramista Girolamo Lazzo. Mi sono appassionato così tanto che ho cominciato a studiarne la storia, perché si sa tanto su di lui, certo non tantissimo, si è scoperto da poco che fosse nasitano, perché Girolamo Lazzaro si sapeva la sua esistenza da sempre, però non si sapeva la provenienza. Sapevano che non era palermitano, perché in uno dei contratti c'era abitator panormi e non civitatis panormi, e quindi abitava a Palermo ma non era palermitano. E poi si è scoperto da un testamento che lasciava le sue botteghe a Naso ai fratelli, e allora da qui hanno fatto ricerche più approfondite e si è scoperto che fosse nasitano, perché a Naso non c'era solo lui, ma c'erano tutti questi ceramisti che erano molto, molto ricercati a Palermo tra il 500 e il 600, ma lui è stato il più grande, diciamo, perché ha portato molte innovazioni tecniche e stilistiche. Oggi tu continui a vivere in Sicilia, nel tuo borgo, e hai portato a casa anche un importante riconoscimento, Pierluigi, ecco, la pergamena. Dopo anni ho lavorato silenziosamente, praticamente non avevo mai partecipato a un concorso d'arte, di ceramica o di arte in generale. E mi hanno fatto conoscere un mio amico che
del liceo artistico di Torino con cui siamo in contatto. Lui è uno scultore, un bravissimo scultore che partecipa a dei concorsi. Questo qua in particolare è un concorso che si ispira ai vasi dell'antica farmacia della Certosa di Collegno. Collegno è un paese in provincia attaccato proprio a Torino, e praticamente questa è la nona edizione, in particolare questa a cui ho partecipato io, e il tema sono proprio appunto i vasi, però rivisti in chiave moderna. Quindi io, essendo che sono legato molto al classico, ho detto cosa faccio allora ho preso un alberello, che è questo qua, l'ho praticamente destrutturato, l'ho scomposto, l'ho tagliato a fette e l'ho rimontato con l'argilla ancora fresca naturalmente, l'ho rimontato a spirale, e praticamente qui abbiamo ve lo faccio vedere, l'ho ricomposto di nuovo in una forma a spirale. Questo è il catalogo della mostra, del concorso, eccolo qua. L'ho rimontato a spirale e l'ho decorato con alcuni decori degli antichi vasi della Certosa di Collegno, e ho preso un spunto in particolare dagli antichi libri di farmacia, in cui c'erano le ricette per come fare la medicina o come riconoscere l'erba. Infatti gli disegnavano i fiori o le piante. E quindi questa cosa praticamente, addirittura mi hanno detto quando sono arrivato a Collegno a ritirare appunto per l'inaugurazione della mostra, subito ho incontrato il sindaco di Collegno, che si è complimentato naturalmente come tutti, però mi è stato detto quest'anno avevano deciso per questa edizione avevano deciso di non premiare più un alberello, perché in passato avevano premiato alberelli, perché allora basta con gli alberelli, no? E invece sono stati costretti, per via della particolarità del lavoro, a premiare nuovamente un alberello. Complimenti allora a Pierluigi. Grazie. Per portare avanti quest'arte, per portare avanti il nome della tua bella Sicilia in giro per l'Italia e per il mondo, e noi ci diamo appuntamento presto per vedere come nasce un'opera. Certamente, sì, presto vi farò vedere tutto l'iter. Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia. Allora. Complimenti. Ciao, complimenti per Luigi, grazie. e alla prossima. Alla prossima, ciao ciao.